Ben ritrovati a questa nuova puntata dedicata ai funghi delle Dolomiti. Andiamo oggi a conoscere un'Amanita mortale, Amanita phalloides. Ci troviamo al margine di un boschetto di latifoglie e in particolare sotto dei noccioli. C'è un gruppo di Amanita phalloides che è cresciuta proprio sotto il nocciolo, infatti è molto frequente incontrare questa specie legata a questa essenza arborea. È un fungo legato esclusivamente alle latifoglie, quindi è impossibile trovare questo fungo in un bosco puro di conifere. Amanita phalloides è un fungo dal portamento slanciato, con una forma del cappello che è inizialmente chiusa quasi emisferica, che poi con la maturità diviene prima convessa, poi spiana completamente. La superficie del cappello è liscia, ma se si osserva attentamente si vede che il disegno, la colorazione è dovuta a delle sottilissime fibrille scure in colore olivastro-nerastre che sono dirette in senso radiale su tutta la superficie del cappello. Questa colorazione verdastra o grigio-olivastra è carica quando il fungo è fresco, ma con passare del tempo e soprattutto dopo periodi di pioggia e poi periodi di secco, il pigmento verde tende a dilavarsi e lasciare il cappello molto più chiaro, talvolta quasi biancastro. Sotto il cappello troviamo delle lamelle che sono molto fitte, bianche, libere al gambo, e il gambo è cilindrico, leggermente ingrossato alla base, con un bel anellino membranoso nella parte superiore. Alla base del gambo, e qui si vede meglio in questo giovane esemplare, è presente una volva, cioè un rivestimento che calza il piede, di colore biancastro, che sale per un breve tratto lungo il piede. È un fungo dalla carne bianca, con odore debole e fungino, sapore dolciastro, ma è una specie velenosa mortale. L'ingestione di questo fungo produce una prima comparsa di sintomi già dopo 5-6 ore, con disturbi all'apparato gastrointestinale, e le tossine in circolo vanno poi a colpire il fegato. Se non è preso in tempo l'avvelenamento e se non sono attuate le dovute cure, la persona che ha ingerito questo fungo può perdere la vita. Abbiamo conosciuto in questa occasione Amanita phalloides, un fungo velenoso mortale, presente e piuttosto diffuso nel territorio dolomitico, ed è tutto per oggi. Ci rivediamo con una nuova specie.